Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando questa settimana la forza, la capacità narrativa e riflessiva di un filosofo magari poco conosciuto dell'antica Grecia in un momento di grande transizione per i greci, che è Empedocle. Empedocle è il primo filosofo naturalista, cioè un filosofo che cerca nella natura, negli elementi della natura, nell'intrecciarsi degli elementi della natura, la spiegazione delle cose. L'acqua, la terra, l'aria e il fuoco, uniti in una grande realtà che Empedocle chiama lo sfero, sono quelle radici comuni da cui tutto nasce e a cui tutto torna. E perché le cose nascono e perché le cose si disgregano? Perché sono animate da due grandi forze, la forza dell'amore e la forza dell'odio. Empedocle ci dice che attraverso l'amore e attraverso l'odio noi possiamo sperimentare un processo di aggregazione e di disgregazione, per cui la vita dell'uomo è sempre un momento intermedio, un momento di passaggio. O stiamo vivendo un momento di disgregazione perché a causa dell'odio stiamo distruggendo tutto, o stiamo vivendo un momento di ricostruzione, di riaggregazione, perché a causa dell'amore stiamo ricostruendo la nostra vita, la nostra stessa esistenza. Ecco, Empedocle fa un passo importante in questo cammino, perché dice che queste due forze, l'amore e l'odio, sono destinate a incontrarsi, sono destinate a convivere, sono destinate a esserci sempre. Non sono delle forze di cui si possa fare a meno, non è che dell'odio si possa fare a meno o dell'amore si possa fare a meno, ma sono forze necessarie per il costituirsi della realtà, sono forze necessarie per il costituirsi delle cose che noi conosciamo. E proprio la conoscenza è al centro della riflessione di Empedocle. Infatti dice, proprio perché l'uomo è fatto di amore e di odio, proprio perché l'uomo è fatto di terra, aria, fuoco ed è fatto di acqua, proprio per questi motivi l'uomo può aspirare a conoscere. L'uomo può aspirare a conoscere non perché è intelligente, non perché è sapiente, ma perché è fatto della stessa cosa di cui è fatto l'universo. Proprio perché noi siamo simili a quello che è fatto l'universo, allora noi siamo capaci di conoscere. La nostra conoscenza pertanto non è una conoscenza intellettuale, non è una conoscenza per ragionamenti. Per Empedocle la nostra conoscenza è una conoscenza per affinità. Siccome siamo amici, amici delle cose che esistono, siccome siamo simili alle cose che esistono, siccome anche noi siamo fatti di amore e di odio, siccome anche noi siamo fatti di terra, di aria, di fuoco e di acqua, per questo motivo siamo capaci di conoscere. Ma conoscere che cosa? Qual è il mistero che in qualche modo Empedocle vuole svelarci? Lo raccontiamo qui, sempre domani, sempre a Storia.